Incidente questo pomeriggio a Mestre con un altro bus elettrico della linea che esce di strada e sale su un marciapiede in via Cappuccina. Domani riunione tecnica urgente in comune. Vincenzina è morta a Mestre a causa delle gravi ferite inferte dal marito, poliziotto in pensione dopo il tragico incidente di Capodanno. Bambino di 3 anni resta incastrato con la mano sulle scale della People Mover in piazzale Roma, è ricoverato all'ospedale di Borgo Roma a Verona. Marito violento arrestato in flagranza di ferita a Mira. Si tratta della seconda misura a Venezia nell'arco di 5 giorni. L'invito a denunciare del comune di Venezia. La bocciatura del Consiglio regionale non ferma il dibattito sul fine vita. Secondo l'associazione Luca Coscioni, quello di Palazzo Ferrofini è stato un voto politico. Il voto sul fine vita ha provocato un terremoto anche nel PD con l'astensione fatale di Anna Maria Bigon, che ora rischia serie decisioni da parte dei vertici del partito. Volete venire a Venezia evitando il contributo d'accesso? Vi invito io. È la provocazione lanciata da un musicista veneziano per denunciare le falle del provvedimento in città. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Lo avete sentito in primo piano, un incidente, l'ennesimo questo pomeriggio a Mestre con un altro bus elettrico della linea che esce di strada e sale sul marciapiede in via Cappuccina. Domani riunione tecnica urgente in comune. Le prime valutazioni che mi sono pervenute è che il sistema sterzante abbia perso il controllo. Il volante all'improvviso non avrebbe più risposto ai comandi. Sarebbe questa la causa per cui nel tardo pomeriggio in via Cappuccina a Mestre l'autobus 13 della linea ha perso il controllo, invadendo il marciapiede con la ruota anteriore e parte di quella posteriore nei pressi di una pensilina davanti alla scuola e poco distante dalla stazione dei treni. Nessuno è rimasto ferito, ma si è sfiorata la tragedia. Si tratta dello stesso modello della Yutong che lo scorso 3 ottobre è precipitato dal cavalcavia di Mestre in cui hanno perso la vita 21 persone. Ancora il 14 ottobre in via Carducci un altro mezzo, sempre la linea, si è schiantato contro un pilastro. E oggi, un'altra volta, si torna a parlare di anomalie allo sterzo, le stesse che ai nostri microfoni denunciò un ex dipendente col volto incappucciato. Credo che la preoccupazione sia un elemento legittimo, pensare che ci sia probabilmente un problema di fabbricazione o qualche elemento che non va nel sistema sterzante, quindi è evidente. Si tratta di uno dei mezzi revisionati dai tecnici del comune dopo i 2 incidenti. Avevamo chiesto una revisione completa di questi mezzi. Ovviamente la scatola sterzante è un pezzo interno del sistema che ha delle sue misure di sicurezza molto particolari. Adesso cercheremo di capire con gli uffici come si riesca, tra virgolette, a revisionare questa scatola sterzante, che è ovviamente un pezzo molto delicato, molto particolare, probabilmente che nasce, che dovrebbe garantire la sicurezza. Domani mattina ci sarà una riunione urgente, gli uffici sono già in azione tecnicamente perché la cosa è molto delicata, perché questi sono dei mezzi che non fanno solo il servizio privato, sono dei mezzi che fanno un trasporto pubblico locale e portano i nostri concittadini. Allora è evidente che domani si impone una valutazione d'urgenza. Si è spenta all'ospedale dell'Angelo a Mestre a 2 settimane dall'incidente sulla 4 in cui aveva perso la vita anche il marito. Vincenzina Boscolo Stornellon, 70 anni, ex segretaria in pensione in questa foto con il marito Giuseppe Cavarretta, morto a 72 anni la notte di Capodanno. Entrambi erano residenti a Chioggia, tornavano da una festa con amici da Trieste quando verso le 2 si sono schiantati contro il guardrail a destra tra i caselli di San Donà e Meolo in territorio di Monastier. Forse un malore la causa della perdita di controllo della vettura. Lui era morto sul colpo, la moglie ricoverata in gravi condizioni è morta a causa delle gravi ferite riportate nell'incidente e di complicanze insorte durante il ricovero. Lascia 2 figli che in 2 settimane si sono trovati orfani di entrambi i genitori. Tragedia sfiorata a Venezia ieri pomeriggio quando un bambino di 3 anni è rimasto con la mano incastrata tra le scale mobili del People Mover in piazzale Roma. Il bambino ora è ricoverato all'ospedale Borgo Roma di Verona. Il bimbo di 3 anni è rimasto ferito alla mano sinistra in modo grave a Venezia mercoledì pomeriggio dopo le 17, mentre era sulle scale mobili del People Mover e ricoverato all'azienda ospedaliera universitaria di Verona.
Il piccino si sarebbe ferito mentre, in compagnia della sua babysitter, scendeva dalle scale mobili verso Piazzale Roma nel chinarsi per raccogliere qualcosa che gli era caduto. Sembra un biscotto o un cracker, con la manina rimasta incastrata e bloccata dal movimento della scala, rischiando che il meccanismo gli tranciasse il polso. Da qui il grave ferimento, con l'immediato arrivo del personale del 118, la corsa all'ospedale all'Angelo di Mestre e da qui in elicottero il trasferimento al Policlinico di Borgo Roma a Verona, specializzato in chirurgia della mano. L'arto risulterebbe avere un tendine scoperto, ma non sarebbe a rischio amputazione. Marito violento arrestato in flagranza differita a Mira. Si tratta del secondo arresto a Venezia nell'arco di 5 giorni. Secondo arresto in flagranza differita in meno di una settimana in provincia di Venezia, in manette stavolta a Mira, marito violento grazie alla denuncia ai carabinieri della moglie che, stanca dei troppi maltrattamenti e vessazioni, ha consegnato ai carabinieri la registrazione della violenza del marito subita la sera prima davanti al figlio piccolo, momento in cui ha deciso di dire basta e fornire la prova delle sevizie. L'arresto in flagranza differita, grazie alla modifica del cosiddetto codice rosso a tutela delle donne maltrattate, è avvenuto dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin. Nei casi di maltrattamenti in famiglia, nei casi di divieto di avvicinamento alla casa familiare o di obbligo di stare di fatto lontani da quelli che sono i luoghi della vittima, nei casi degli atti persecutori come lo stalking, consente alle forze dell'ordine e alla magistratura di intervenire entro le 48 ore dal delitto da parte dell'autore, vittime di l'autore che compie questi atti, e deve esserci però anche una documentazione come una foto, un video. Dall'assassinio di Giulia Cecchettin a Venezia e terraferma in aumento presso i centri antiviolenza le denunce di violenze e maltrattamenti, specie in famiglia, anche in virtù delle iniziative nel territorio del Novembre Donna. L'appello della Presidente del Consiglio Comunale di Venezia. L'invito ovviamente alle donne, a tutte le donne vittime di violenza, è di denunciare e di chiedere sempre aiuto. La bocciatura del Consiglio regionale non ferma il dibattito sul fine vita. Secondo l'associazione Luca Coscioni, quello di Palazzo Ferrofini è stato un voto politico. Secondo l'associazione Luca Coscioni, se con il suo voto contrario il Consiglio regionale si è di fatto rifiutato di fornire tempi e modalità certe all'accesso al trattamento di fine vita garantito dalla Corte Costituzionale, allora dovrebbe essere la Giunta a stabilire con una delibera procedure e modalità che uniformino le risposte delle 9 ULSS del Veneto. Io credo abbiano votato a favore o contro di Luca Zaia piuttosto che di un provvedimento, tra l'altro andando contro una procedura che in Veneto già esiste, che ha permesso a Gloria di accedere a questo suicidio medicalmente assistito e a Stefano Geller, tra l'altro, di stare meglio nel momento in cui ha avuto una risposta positiva dalla commissione medica. Il 30 giugno la consigliera regionale Elena Ostanel aveva partecipato alla consegna delle oltre 9.000 firme raccolte in Veneto perché la regione decidesse tempi di risposta certi ai pazienti affetti da patologie irreversibili che chiedono alle aziende sanitarie locali l'accesso al trattamento di fine vita. Quando arriva una proposta di legge popolare, e è la prima volta che arriva in aula, vuol dire che abbiamo la responsabilità non di un progetto di legge che è della consigliera Ostanel, ma chiesto da più di 9.000 veneti che hanno messo il loro nome e cognome su questa proposta. Laici, cattolici, persone di destra e persone di sinistra. E noi oggi dovevamo dare un voto che non era un voto politico, ma era un voto sul contenuto. Che in diverse occasioni il dibattito in aula abbia virato verso concetti e argomentazioni che poco o niente avevano a che fare con l'oggetto del voto e opinione diffusa tra i promotori della proposta di legge. È evidente che la maggioranza si è spaccata per giochi altri, cioè giochi di successione a Zaia. Purtroppo ne pagheranno soprattutto i veneti, che dovranno restare per un tempo indefinito nelle loro sofferenze che, dice la Corte Costituzionale, sono reputate intollerabili. Spaccata in due la Lega è finita con l'essere determinante l'astensione, che in aula vale come voto contrario, della consigliera PD Anna Maria Bigon. L'avvocato mestrino Matteo D'Angelo dell'associazione Luca Coscioni le ha scritto una lettera aperta dai toni durissimi.
Dovrebbe cominciare a pensare che se i suoi valori non sono più attinenti e vicini a quelli di Valdegamberi e a quelli della Donazzan, che dopo il suo intervento gli ha detto brava, forse Anna Maria ti do del tu, quello che si confà a colleghi, forse è il caso che con un atto di dignità ti dimetti dal Partito Democratico e cerchi casa altrove. La bocciatura della legge sul fine vita e il terremoto interno al centrodestra. Salvini sconfessa Zaia. Io avrei votato no, ha detto. La vita va tutelata dalla culla alla fine. In Consiglio regionale hanno vinto i no, dal mio punto di vista avrei votato anch'io in quel senso lì. Sono parole inequivocabili quelle che Matteo Salvini pronuncia di primo mattino in una trasmissione televisiva della TV di Stato, commentando l'esito della votazione che di fatto ha messo sotto Luca Zaia sul tema sensibile del fine vita. La Lega non è una caserma, c'è libertà di pensiero, per me è bene che sia finita così, ha scandito Salvini, segnando comunque un solco profondissimo con il governatore veneto, che fin dall'inizio ha sostenuto la battaglia popolare per una legge regionale che regolasse il suicidio medicalmente assistito. È una pratica che c'è già, ipocrita a negarlo, ha ribadito Zaia stesso in giornata. I leghisti contrari, di fatto la maggior parte, esultano, seppure nelle dichiarazioni pubbliche si facciano molte premesse. Non vogliamo far passare il principio o l'ideologia dello scarto, che chi non è più utile in questa società, l'alternativa è il suicidio medicalmente assistito. Questa non è una nostra competenza, noi non possiamo avere 20 regioni con 20 leggi che vanno a regolamentare il suicidio medicalmente assistito. Stiamo parlando di un diritto fondamentale e quindi in quanto tale è un qualcosa che va legiferato a livello nazionale. Diciamo, è una parentesi di questa legislatura, ma io non ne farei un caso politico. Era sulla linea di Zaia e quindi per il sì Alberto Villanova, presidente dell'intergruppo leghista, che cerca di tenere la barra dritta nella laguna in tempesta. Non c'era nemmeno un vincolo di maggioranza, quindi anche tra alleati ci siamo sempre detti che su questo ogni gruppo avrebbe potuto votare come voleva. Quindi sinceramente non vedo grandi ripercussioni, non vedo grandi problemi per quello che riguarda la maggioranza, soprattutto considerando appunto che è un progetto di legge esterno. Da Treviso Mario Conte sembra avere maggiore serenità di giudizio, difende Zaia e passa la palla a Roma. Vedere Zaia sconfitto? Francamente no, io credo che Zaia abbia avuto il merito e il coraggio di aprire una discussione che dovranno aprire anche tante altre regioni, ma soprattutto che stimola il governo ad aprire una riflessione a livello nazionale. Nelle frizioni interne al Carroccio si insinua il numero 1 di Forza Italia in Veneto, Flavio Tosi, che usa il carico da 90. È stata una forzatura la sonora bocciatura, il sigillo politico istituzionale a questo errore di Zaia. Le parole di Tosi: non cita Zaia ma rivendica lo stop alla proposta Luca De Carlo, che ormai tutti danno come possibile candidato meloniano alle regionali 2025. Fratelli d'Italia sin da subito ha manifestato la sua contrarietà sia sul metodo che nel merito del provvedimento, chiedendo di concentrarsi di più sulla cura della vita e quindi sulle cure palliative, piuttosto che abbandonarsi alla logica della cultura dello scarto. Terremoto interno e polemiche anche nel PD. Io credo che apra un problema politico dentro il partito e dentro anche il gruppo. Noi abbiamo dato un'indicazione sia condivisa con la segreteria nazionale e quella regionale. Ma che conseguenze ci possono essere per Bigon? Flash, la prego. E ci riuniremo a brevissimo come gruppo e le valuteremo insieme. Le ore febbrili nel gruppo del PD in regione prevedono a stretto giro una riunione che dovrebbe coinvolgere anche il segretario regionale Andrea Martella, nel mirino Anna Maria Bigon, e le conseguenze potrebbero essere molteplici e anche pesanti, come una sanzione disciplinare, dalla sospensione addirittura all'espulsione. Va da sé che la discrezionalità è molto ampia e prevede anche semplicemente un chiarimento seppur duro o un richiamo, ma non è escluso nulla perché il danno politico il PD lo ha accusato tutto. Quella del voto poteva essere, politicamente parlando, la giornata perfetta per i Dem veneti, con Zaia messo all'angolo dai suoi e il centrodestra spaccato. Invece non si parla soltanto di questo, anzi, il nome di Anna Maria Bigon rimbalza a livello nazionale, vedi alla voce fuoco amico, perché la sua presenza in aula con astensione al voto è stata di fatto l'arma per bocciare la legge sul fine vita. La diretta interessata sa bene in quale situazione si trova, ma resta ferma sul suo atto. Che il Partito Democratico ha anche uno statuto che prevede la libertà di coscienza, cosa che avevamo previsto e concordato su questi temi, insomma, per cui dopodiché se il partito prende questa decisione me ne assumo la responsabilità senza alcun problema.
E ribadisce. L'altro aspetto fondamentale è che nel momento in cui noi andiamo ad aprire e quindi a predisporre un progetto di legge, questo deve essere di competenza nazionale, non sicuramente regionale. Io credo che un conto sia la legittima volontà di esprimere la propria opinione nella libertà di coscienza, un altro conto sia ignorare quanto questo elemento impatti sulla vita delle persone. La consigliera Bigon avrebbe potuto serenamente affermare la propria contrarietà al progetto di legge in diversi modi, senza essere determinante per affossare la legge. Il problema sta tutto lì. Sarebbe bastato far capire il PD che Bigon non partecipasse al voto, esprimendo così la sua contrarietà, ma non influendo sul quorum dei votanti. La sua astensione in presenza invece ha fatto in modo che si arrivasse al 25-25 che, norma alla mano, ha rimandato la proposta in commissione. Che nel partito il clima sia in ebollizione lo dimostra anche l'annuncio di Jonathan Montanariello ieri sera a Focus, un altro colpo per il partito. Io ho subito rassegnato le dimissioni da vice capogruppo. Chiedo con le mie dimissioni, che venga aperta una riflessione interna a ogni livello. E non è solo questione di numeri e quorum, dice Montanariello. La legge serviva per disciplinare dei tempi, non doveva essere ideologica. Non si parlava di fine vita sì o fine vita no, bastava vedere e leggere anche il testo. Si parlava di regolamentare una pratica medica e farmaceutica già prevista. Sentiamo ora cosa ne pensano i cittadini. All'indomani della bocciatura della legge sul fine vita da parte del Consiglio regionale Veneto, la delusione tra molti cittadini è palpabile. Che è una schifezza. Si sente di dare un messaggio ai nostri politici? Intanto non ci ascoltano, quindi fanno quello che vogliono e basta. Sono un po' sconcertato perché la davo quasi per scontato e quindi sono rimasto sorpreso. Io sarei d'accordo per il sì, però di fronte al voto popolare, al voto dei consiglieri, non so chi ha votato, no? Consiglieri, bisogna rassegnarsi. È deluso? Sì, un po', sì. Io sarei per il fine vita, quindi piuttosto che soffrire tanto, anche perché ho avuto dei casi in famiglia che ho visto che è una sofferenza. Meglio, a un certo punto sarebbe da rifare forse. Dio ne dà vita e Dio ne ha tolto, mi sono d'accordo così, però se c'è persone che soffrono si potrebbe anche aiutarli, insomma, in qualche modo. Ora qualche istante di pubblicità, tra poco. Eccoci in studio, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Contributo d'accesso, la provocazione di un musicista. Vediamo. Non sei residente in Veneto? Devi venire in giornata a Venezia? C'è il contributo d'accesso? Nessun problema, ti invito io. Il post di Marco Rosasalva, direttore della Scuola di Musica Antica di Venezia, è più di una provocazione. Vuole anche essere la denuncia di un sistema, quello del contributo d'accesso, inevitabilmente pieno di falle, a volte persino paradossali, come quella che permette ai residenti di invitare qualcuno anche su larga scala. Io ho pensato di esercitare largamente questo diritto scrivendo che chiunque abbia voglia o bisogno di venire a Venezia in un giorno di contributo non potrà fare altro che chiamarmi, scrivermi sui social network e io lo invito e con questo lo esento. Esercito il mio diritto di cittadino veneziano. Che il turismo di massa debba essere regolamentato oramai non lo nega più nessuno, che il metodo per farlo sia il contributo d'accesso invece sì. Un provvedimento che diversi veneziani reputano oltre che inefficace, in alcuni casi anche penalizzante per i residenti. Al di là della piccola provocazione che vuole essere questo gesto, è quello che mi succede già nella mia vita normale, per l'attività che svolgo. Io sono un musicista e per forza di cose ho tanti amici, conoscenti, colleghi che vengono da fuori regione, dall'estero e vengono qua a Venezia. Capita di organizzare delle prove, per esempio di concerti, questi si svolgono in giornata e il contributo ci può creare dei grossi problemi.
Ora in chiusura un comunicato sindacale, tutti insieme per la libertà di stampa contro ogni tipo di censure, per la libertà di informazione. Anche il gruppo Media Nord-Est appoggia la battaglia contro la cosiddetta legge Bavaglio, mobilitazione portata avanti dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana con le associazioni regionali e i comitati di redazione. Con l'introduzione di questa norma già passata alla Camera e ora al vaglio al Senato si vuole vietare la pubblicazione delle ordinanze cautelari integrali o per estratto fino al termine dell'udienza preliminare. Da qui la richiesta al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di non firmare un'eventuale legge con una norma di questo tipo. E con questa comunicazione è tutto, vi lascio al meteo, vi auguro una buona serata. Arrivederci. Il Piccolo Scavo è specializzato nella realizzazione di impianti fognari, sottoservizi per utenze e adeguamento fognario alla rete consortile. Bentrovati al meteo. Temporaneo miglioramento del tempo. Giovedì 18 gennaio, breve tregua in attesa di nuove piogge. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto cielo nuvoloso fino alle prime ore del mattino, sarà possibile qualche precipitazione, poi in diradamento con fenomeni via via assenti nel pomeriggio. Neve sui 1000-1300 metri sulle Dolomiti. Temperature in generale aumento, minime tra 2 e 4 gradi, massime comprese tra 7 e 10 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso inizialmente non mancheranno residue precipitazioni anche moderate. In cessazione a seguire, ma il cielo rimarrà coperto su tutta la nostra regione. Temperature minime tra 4 e 9 gradi, massime sui 7-11 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Il cielo sarà variabilmente nuvoloso con qualche piovasco la mattina. Temperature minime tra 0 e 1 grado, massime sui 7-8 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Il Piccolo Scavo è specializzato nella realizzazione di impianti fognari, sottoservizi per utenze e adeguamento fognario alla rete consortile.